Se i vaccini arrivano, se definiscono il tipo di vaccino che viene destinato a noi, mondo dell'impresa, mondo di Confapi, diciamo che fine maggio, i primi di giugno potremo iniziare a operare. Sono già 400 le piccole e medie imprese di Confapi Veneto pronte a vaccinare i propri dipendenti in azienda. Si tratta di circa 5.000 addetti che sarebbero favorevoli a ricevere la dose di siero anti-Covid. I vertici provinciali di Confapi hanno partecipato ad una riunione telematica con l'assessore regionale Lanzarin. Le strutture sono pronte, resta solo l'incognita delle forniture. Se noi partiamo che il vaccino destinato a noi era l'AstraZeneca e il Johnson Johnson, l'AstraZeneca è stato bloccato dai 60 in giù, tenendo in considerazione che la popolazione lavorativa oggi ha una media dei 30-40 anni al massimo e quindi abbiamo escluso questo tipo di vaccino. Attendiamo indicazioni sul Johnson Johnson, eventualmente se anche qua avremo delle controindicazioni, l'assessore Lanzarin insieme anche al dottor Morgillo si stanno attivando per eventualmente l'utilizzo di altre tipologie di vaccini, quindi quelli con la catena del freddo. Tuttavia le aziende sono pronte anche per la somministrazione di Pfizer e Moderna. Abbiamo avuto disponibilità nella cabina di regia regionale di valutare anche questa possibilità che la regione intervenga con la fornitura di attrezzature idonee per poter gestire la vaccinazione eventualmente sulla catena del freddo anche all'interno delle nostre aziende. E quindi diciamo noi siamo tranquilli e pronti a operare attendendo le indicazioni. Alla campagna vaccinale possono aderire aziende di qualsiasi dimensione qualora non avessero spazi adeguati per la somministrazione. Confapi presso le proprie sedi provinciali o appoggiandosi ad altre strutture garantisce la possibilità di luoghi per effettuare il vaccino.